Da qualche anno i temporali rappresentano più di un evento meteorologico per i residenti di via Carlo Martello a Campalto, aggiungendo ulteriori disagi ad una situazione già difficile. Cosa succede qui quando piove? Non so, bastano le immagini. Comunque è una cosa inaudita, perché ci sono appunto persone che hanno una certa età, là c'è una buca, come ha visto anche più di una forse. Se una persona esce in bicicletta o a piedi, si immagini lei cosa potrebbe succedere. I residenti si sentono abbandonati e ricordano di avere denunciato più volte i problemi che vivono quotidianamente. Qui c'è una buca che non si vede perché c'è la pozzanghera. Esatto, perché quando che piove qui è tutto come vede, quindi c'è una buca che sempre uno con la macchina che non lo sa vede la profondità. Ecco, questa è la profondità. Quanto saranno? Sono circa 20 centimetri. 20 centimetri di buca, che se uno passa tranquillamente con la macchina o bicicletta, non sapendolo, immagino lei cosa può succedere. Ecco. I residenti di via Carlo Martello si sentono abbandonati e ricordano di avere denunciato più volte i problemi che vivono quotidianamente. La strada è privata, sì, però praticamente hanno concesso ai cittadini di usare la strada incomodato d'uso, perché in definitiva, essendo privata, appunto, è l'unico accesso che dà su via Orlando e sull'uscita verso il paese. Sono stati fatti atti dai nostri consiglieri a riguardo di questa situazione, che è inaccettabile. Questi cittadini pagano le tasse e hanno tutti i diritti per poter avere una viabilità e una sicurezza che permetta loro di vivere in maniera decente. L'appello è in primo luogo al Comune di Venezia. Allagamenti e strade dissestate non sono gli unici problemi. Lei ha detto che si vergogna ad avere ospiti in casa. Sì, mi vergogno perché, come avete visto, cioè qua come si entra non c'è nessuna indicazione, tanto non c'è una scritta se ci sono numeri civici, che ci sono delle abitazioni. Infatti l'altro giorno è venuto quello per cambiarci il contatore del gas e è tornato indietro perché non ci trovava. Arrivano bolletti in ritardo perché certi postini non conoscono la zona.